quinta corsa, una prova per 3 anni di qualità direi abbastanza bassa, un vincitore di 3.000 euro in carriera. Vedremo se qualcuno si farà. Sono in 15, 1 Ciala, 2 Calypso NP, 3 Karat of West, 4 Coriolano Pel, 5 Chanel DVS, 6 Cowgirl di Gilsets, 7 Carmen, 8 Catherine Rec, 9 Conny Bass, 10 Columbus Gaps, 11 Cartier, 12 Corinto Light, 13 Corto Maltese, 14 Caspiterina Pel, 15 Country Matley. E così si va in partenza con veloce Calypso NP e soprattutto Coriolano Pel, che va a condurre nei confronti di Calypso, mentre all'esterno si propone Chanel DVS. Anche Karat of West all'esterno ha già una seconda pariglia, poi al largo anche Cowgirl di Gilsets. Insiste Chanel DVS che attacca Coriolano Pel, va a chiedere strada. Vincenzo Piscoglio dell'Annunziata va con decisione sulla testa della corsa, ottiene il prego si accomodi, toglie i tappi e scende alla corda. 400 metri passati in 29,9, che per la categoria sicuramente sono una misura. Secondo alla corda è Coriolano Pel, a precedere Calypso NP, quindi il 10 di Columbus Gaps. Ancora allo scoperto 15, Karat of West, 46,6, con stoppata decisa ora da parte della leader al passaggio davanti alle tribune. Chanel DVS guida nei confronti di Coriolano Pel, all'esterno Calypso NP che ha mosso al largo in anticipo su Karat of West, terza la corda il 10 di Columbus Gaps, a precedere l'1 di Ciala, quindi ancora Cowgirl di Gilsets al largo, aggirata in terza ruota da Catherine Rec che prova a progredire. Quando siamo ormai al primo chilometro, che Chanel DVS passa in 1,18,2, al largo sempre Calypso NP, poi il 10 di Columbus Gaps, lungo la corda sempre Coriolano Pel, a precedere Ciala. Si muove anche Carmen che ora è in sesta posizione, 15,4 di là, Chanel DVS in vantaggio, Coriolano Pel che la segue. All'esterno sembra ancora aver qualcosa da dire Calypso NP, viene in terza ruota invece il 10 di Columbus Gaps, la retta d'arrivo con Chanel DVS in vantaggio, va di dentro Coriolano Pel, arriva al largo Columbus Gaps, in mezzo alla pista anche Carmen, arriva a 5, 13, sbaglia Columbus Gaps, Chanel in vantaggio, passa Coriolano, al largo Carmen, Coriolano Pel che vince nei confronti di Chanel DVS. Al terzo dovrebbe essere Carmen, 31,5 l'arrivo, 1,17,8 ragguaglio cronometrico, il successo di Coriolano Pel. Alessio Vannucci per Maurizio Visco, i colori della signora Maria Aurora Bova, il successo in open stretch per il figlio di Oro Puro Bar e Penelope OM che vince al debutto. Lo rivediamo nelle immagini passare all'interno di Chanel DVS. Al terzo posto è Carmen, quindi 4, 5, 7 l'ordine d'arrivo in numeri probabili della quinta corsa dall'Arcoveggio.